Non è il primo attrito fra la Regione Veneto e il governo, o forse meglio dire fra il governatore Luca Zaia e il ministro alla sanità Beatrice Lorenzin. Era stato così con la questione vaccini, si ripete a distanza di poco tempo con la vicenda dell'inquinamento da PFAS, che vede però una sorta di recrudescenza con il Ministero pronto a inviare i carabinieri dei NAS a sequestrare i carteggi sulla plasmaferesi. È il metodo per rimuovere i PFAS attraverso una breve ripulitura del sangue di chi risiede nelle aree contaminate. Zaia è rimasto sorpreso in quanto 5 mesi fa la Regione aveva comunicato alla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria l'avvio di un protocollo di screening per chi avesse utilizzato l'acqua contaminata in cui la plasmaferesi era inserita. Ogni anno, ha spiegato il Presidente, 56.000 veneti donano la loro albumina, usata in farmacologia per curare i malati gravi, sottoponendosi a questa procedura. Se il ministro Lorenzin ritiene che sia pericolosa mettendola in discussione, secondo Zaia è quantomeno strano, visto che il ministro conosce la delibera regionale e ha pure finanziato in parte il provvedimento. La bolla quindi come una storia imbarazzante che mette pure di mezzo i carabinieri dei NAS e che, secondo il Presidente, alza il tono del dibattito politico senza che il Veneto voglia però cogliere provocazioni. Intanto si è creato allarmismo nei centri trasfusionari e le stesse associazioni di volontariato come l'Avis non riescono a motivare l'intervento che riguarda il Veneto, anche se in tutte le regioni la plasmaferesi è una pratica abituale.